La prossima stagione di prosa è salva. TIB Teatro sostiene a sue spese, con 300.000 euro, l'attività che comprenderà 18 serate per la stagione di prosa con attori del calibro di Giuliana Loiodice, Glauco Mauri, Massimo D'Apporto, Luca De Filippo. Si inizia il 22 ottobre per finire il 22 aprile, ma altre saranno le proposte, a cominciare dagli spettacoli per i ragazzi, 25, a quelli per le scuole, 16, e poi le produzioni di TIB, 80 spettacoli in 38 teatri italiani, numeri importanti che spiegano l'operatività di TIB. Questo successo non riguarda solo il TIB. Questo successo è un successo della nostra città, del nostro teatro, della gente che da 20 anni qua dentro lavora per farlo crescere, per creare un rapporto di vicinanza, di affettività, di cuore con i nostri spettatori. I volti del teatro non sono i politici, i presidenti, gli assessori, sono le persone che ci lavorano. Nello sfogo del direttore c'è tutta la passione sua e del suo team per il teatro e tutta la voglia di continuare un percorso carico di successi e riconoscimenti, a cominciare da quelli del Ministero per le attività culturali e della critica, ma le ultime stagioni hanno registrato tanti attacchi, troppe polemiche. In tempi difficili, bersaglio di fuochi incrociati, TIB non si ferma, anzi. Un soggetto privato come il TIB sta garantendo alla città un servizio culturale importante e con rischio di impresa totalmente nostro.